Io non posso altro che applaudire a questo. Tanto se si vuole manifestare contrarietà non serve fare ammassamento, si può manifestare lo stesso stando distanziati, mettendo le mascherine e dicendo le proprie ragioni, perché siamo in una democrazia e uno può dire le proprie ragioni, come io ritengo da sanitario di dire che la vaccinazione ci salva la vita. Accoglie con favore il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi lo stop del Viminale ai cortei in centro storico in cui, lo si è visto più volte, non vengono rispettati distanziamento e uso della mascherina. Tutto quello che può contribuire ad aumentare i contagi va limitato, a imporlo sono i numeri. 214 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con Treviso maglia nera del Veneto. L'avevamo detto, previsto anche nei giorni scorsi, Halloween, gli ammassamenti, i casi chiusi in casa, le feste, eccetera, e poi si vede anche dei risultati, 90 classi sostanzialmente tra quarantena e monitoraggio, quindi vuol dire che sta risalendo soprattutto verso i minori, però devo dire una cosa importante, che questo per fortuna all'oggi ecco, non si traduce in un aumento dei ricoveri ospedalieri, perché abbiamo tanti giovani e questi giovani sono a casa asintomatici. I ricoveri che ieri hanno toccato i 62 sono già scesi a 57. In terapia intensiva rimane un solo paziente, numeri contenuti che permettono di mantenere la normalità dentro e fuori gli ospedali e che confrontati con quelli dell'autunno 2020 confermano l'efficacia dei vaccini. L'anno scorso a questa stessa ora eravamo veramente nelle peste, come si suol dire, oltre 340 ricoverati contro i 57 di oggi. E poi è ormai un dato assodato che chi si vaccina si protegge 7 volte di più rispetto a chi non si vaccina.